grande campione degli anni 80, qui in pista alla seconda prova del Veneto Wisp 2008. La pista ti piace? La pista è molto bella, è una pista con un terreno che si adatta bene alla mia guida e sono molto contento di essere qui in questa gara. Magalotto, la tua presenza qui oggi potresti essere un big visto che mancano alcuni piloti, però tu sei un grande appassionato di questa pista. Sì, sono un grande appassionato, spero di fare una buona gara, mi piacerebbe anche vincere, ho fatto anche un pensierino e la moto è nuova, iniezione, quelle nuove, va molto bene e speriamo oggi di fare una buona gara. Sandro Beltrame, patron del Portovero, sei in quel di Padova, la prossima sarà la tua. Ti è piaciuta l'organizzazione? L'organizzazione è ottima, poi dobbiamo vedere che si sta un po' riunendo il gruppo nella maniera giusta. Sono contento perché così sono sicuro che faremo un po' di strada. Vedo che i ragazzi si danno da fare, tutti i ragazzi del Portovero veramente ce la mettono tutta, speriamo bene. Riccardo Medea, uno dei protagonisti, allora ti è piaciuta la pista fino adesso? Sì, pista complicata però molto bella da divertirsi, buona. Mauro Dogo Alberto Carlo su due progetti, a questo punto si direbbe così, 15 secondi si mettono del pepe su questa gara, ma attenzione poi ai fuoriclasse, Zecchinati, Flamin, Bissaro, arbitri. Facciamo il long giro della 220 16 Marco Pellegrini, affezionata che aveva sotto le due punti mentre chiamata ufficiale. Dario, saluta! Ciao Dario, mi raccomando, fammi vedere, sono fotogenico, ho visto gli sponsor, si vedono tutti. Attenzione alla partenza, andiamo giù. Partenza. Potrebbe essere il Palagrotto sicuramente è uno stato arrecato al gruppo il suo corpo per vocazione di questa
Arbanone Scomodo, il numero 14, attenzione a Pomolo con il numero 82. Pomolo 82 KTM, potrebbe aver Coaro, potrebbe essere lui, anzi è lui in seconda posizione. Let me say yeah! Let me say yeah! Telecittà, mentre giovedì alle 21, sempre su Telecittà, ci sarà il filmato di tutta la gara con le interviste e alle 22 su Carpe Diem, canale 932 di Sky, sempre la stessa trasmissione che si chiama Motor Fashion, Passione Motori. Ciao Dario!